Un'interessante iniziativa oggi che riguarda tanti docenti di varie scuole, che riguarda appunto l'inclusione. Sì, il CTS, il Centro Territoriale per il Supporto all'Handicap, organizza qui presso l'Università di Agrigento questo importante convegno che vede tra i relatori un luminare, il professore Lucio Cottini dell'Università di Urbino. Il convegno vuole sollecitare importanti riflessioni sull'inclusione, sull'integrazione, sull'autonomia, con il principio dell'alleanza educativa per stimolare ulteriori sinergie a favore di tutti e di ciascuno. Il convegno vede anche la testimonianza di genitori, di associazioni che insieme alla scuola portano avanti le importanti iniziative di inclusione e che si mettono al servizio per uno sviluppo integrale delle persone, dei bambini e delle bambine. Un'occasione per sottolineare l'importanza dei centri territoriali per il supporto all'handicap, che sono delle strutture regionali, ministeriali, provinciali nate per favorire processi di formazione, per favorire dunque la riflessione ai docenti su processi di autonomia e che negli ultimi anni è stata investita da una grande responsabilità, cioè l'acquisto di sussidi didattici. Negli ultimi anni il CTS di Agrigento ha potuto acquistare circa 60.000 euro in sussidi didattici a servizio dell'integrazione, al servizio della persona, e anche di questo parleremo qua insieme ai docenti universitari dell'Ateneo Palermitano e del Polo Didattico di Agrigento, la professoressa Lamarca e i suoi colleghi, che poi introdurranno i workshop sulla famiglia, sull'inclusione, che sono proprio stati organizzati per favorire un'ulteriore e specifica riflessione, perché occorre passare dalle enunciazioni di principio alle procedure didattiche. Un altro workshop si occuperà nello specifico di tecnologia e sarà interessante una ulteriore riflessione sul come le tecnologie possono aiutare bambini e bambine e le scuole e le famiglie nel processo di inclusione, di sviluppo e di autonomia. Sì, sicuramente la cosa importante è proprio questo coinvolgimento di scuola, famiglia e università. Io come direttore del corso di specializzazione di sostegno all'Università di Palermo sono molto grata e contenta di aver potuto collaborare nell'organizzazione di questa attività che ci permette proprio di andare a fondo su alcuni problemi dell'inclusione, ma soprattutto di creare rete tra famiglia, scuola e università. Noi collaboriamo col CTS dal 2018 e infatti siamo state anche le organizzatrici assieme al CTS e all'Università di Agrigento della giornata di formazione oggi. Lavoriamo questo è il secondo anno nella provincia di Agrigento a seguito di un progetto ministeriale unico nel suo genere in tutta Italia, perché siamo delle docenti, delle insegnanti di ogni ordine e grado, ma siamo delle mamme con bambini con disabilità, con ragazzi con disabilità. Quindi noi abbiamo cercato in tutti i modi di apportare la nostra esperienza di vita privata nell'ambito scolastico per aiutare anche le famiglie che vivono come noi questa situazione e di essere anche di supporto ai colleghi docenti. Questa è l'ennesima iniziativa di grande interesse che è portata avanti dall'Istituto Guarino diretto dalla professoressa Bruccoleri. Noi da tempo come università, come polo territoriale, collaboriamo con l'istituto facendo parte del CTS. Il tema dell'inclusione è un tema molto importante e che va trattato nelle sedi adeguate con strumenti formativi importanti come quelli che oggi si propongono agli operatori del settore.